festa di San Calogero ad Agrigento e le iniziative collaterali, innanzi al santuario si è svolta la terza edizione della manifestazione La Mega Torta di San Calò, ideata dallo chef agrigentino Giovanni Mangione in collaborazione con i pasticceri della Sicilia. Ogni partecipante per assaggiare la torta ha donato 50 centesimi. I soldi saranno devoluti al Centro di Aiuto alla Vita. Don Giuseppe Veneziano, rettore del santuario, ha dedicato la torta a Samuele Pipparro, il 28enne di Agrigento morto a seguito di un incidente stradale. Siamo alla terza edizione della Mega Torta. Quest'anno abbiamo avuto proprio un gran successo perché abbiamo avuto oltre sponsor della rivista di pasticcere internazionale, che è la rivista più elevata al mondo. E abbiamo fatto circa 500 kg di torta, tra 30 placche di pan di Spagna, 200 kg di crema, un 150 kg di frutta, anche grazie a Salvatore Gallo Cassarino che ci ha dato più di 100 kg di frutta. È stato veramente una bella esperienza, direi che forse è una delle più belle torte mai viste perché c'è tanta professionalità, e ringrazio anche all'associazione Risto World che mi ha sostenuto, l'associazione Cuochi di Agrigento e tutti i miei colleghi che abbiamo fatto un buon lavoro. Hanno partecipato circa, penso, un centinaio di colleghi tra cuochi, chef, lady chef e anche pasticceri provenienti da tutta la Sicilia. Abbiamo anche qua il mio grandissimo collega che è uno dei migliori chef che c'è in Sicilia, gluten free. Abbiamo il senatore della cucina a livello siciliana, il grande chef Montemaggiore, le lady chef che sempre sono con me a sostenermi ed aiutarmi. Quindi devo dire la verità, io ho messo un po' di mia fantasia, il progetto ovviamente è intitolato Progetto Mangione, però grazie a loro che mi hanno sostenuto e mi danno la forza di andare avanti. Poi quest'anno abbiamo voluto dare, diciamo, un valore in più all'evento, perché al posto di darlo comuniano gratuitamente, quest'anno faccio pagare 50 centesimi per ogni pezzettino di torta e lo diamo in beneficenza all'associazione Centro Aiuto alla Vita. Quindi anche questo qua è un valore in più che noi possiamo aiutare agli altri che aiutano alle mamme in gravidanza. Io rappresento la Federazione della Cuochi e, come dicevo prima, Giovanni sa meravigliare le persone che lo accompagnano, che lo supportano e che gli danno sostegno sicuramente. È un grande professionista a cui vanno tanti complimenti e tanti auguri per la prossima edizione. Siamo con tutta la comunità e soprattutto con i ragazzi dell'Agrigento 6, il gruppo scout, che insieme siamo venuti a fare il pellegrinaggio a San Calogero e nello stesso tempo a fare anche un servizio. È il servizio per la distribuzione di questa torta bellissima che è anche segno di amore, di condivisione, di fraternità e di comunità.